Quando eravamo giovinotti, insomma, noi eravamo 3 figli maschi e quando avevamo un appuntamento galante con qualche ragazzina, insomma, ci preparavamo in maniera particolarmente adeguata e allora la nonna ci prendeva in giro dicendo: mamma mia, ti racchiuno le fesse che una corda e bastimento. E beh, che in italiano potrebbe essere tradotto con, che ne so, una donna con la sua dolcezza può tutto. Sì, oggi l'Università Gennarino II parla di peli, mustacci, capelli in lingua napoletana. Se uno le dice le cose come sono, senza reticenze, non te ne pila in coppa lingua. Se uno invece per esempio è crudele, senza pietà, chi le te ne pila in coppo cuore. Insomma, i peli entrano dappertutto. Se uno è carta conosciuta e a te ti saccio pila pila, ecco. D'altronde i capelli sono stati sempre, i peli, sempre simboli di giovinezza, di buona salute. D'altronde lo stesso Sansone nella leggenda biblica, insomma, lui traeva tutta la sua forza dai capelli. Io che devo fare? Devo trarre la mia forza dalla calvizie, che in napoletano è zella. Sì, la zella in napoletano è tra l'altro una parola greca, perché è dal greco xilos, che appunto significa pelato, insomma calvo esattamente, e da zella viene anche azzarliato, quando uno si è veramente annoiato, perché uno sta parlando sempre, dice guarda, è come se mi hai talmente annoiato, mi hai azzarliato che sento cadere i peli, i capelli, insomma, veramente è un'espressione straordinaria e nei casi più gravi, quando uno è veramente stanco, distrutto, come devo dire, si è rotto veramente le scatole, ma azzarliata a Wallera. Insomma, oggi l'Università Gennarino II parla di peli, di capelli e di baffetti, di mustacci. Uno che ingigantisce le cose fa ogni pile e ne fa trova, uno che gli deve dare una sonora lezione, la già fa o pele o contropele. Uno che è un eccessivamente pignolo, difficoltoso, va sempre trovando pili in dall'uovo. Lo stesso concetto in lingua napoletana però diventa va sempre trovando a Cristi in de lupina. Questo è un modo antico di dire e deriva da una leggenda addirittura biblica, secondo la quale durante la fuga in Egitto la Madonna e il bambino cercavano ospitalità, dice la leggenda, una pianta di lupini, il legume, quello che è il protagonista dello spasso napoletano, ma il lupino rifiutò l'ospitalità e fu condannato a essere amaro in eterno, mentre invece chiese ospitalità a un pino, a una pigna, e invece accolse ospitalità. Per questo motivo il bambino benedisse la pianta della pigna e questa leggenda è ripresa da Roberto De Simone ed è il motivo anche per cui una pigna a Natale si mette nel focolare per dare questo odore di incenso a tutta la casa e la manina di Cristo viene ricercata inutilmente all'interno quindi della pigna, quindi non è a Cristo in te lupina ma a Cristo in talapina, però è un modo veramente straordinario per dire che una persona è veramente pignola e eccessivamente difficoltosa. Sempre in ambito di peli, i baffetti adolescenziali vengono detti i mustaccielli, i mustacci, che è dal francese moustache, da non confondersi con i mustaccioli, che sono invece i gustosi dolcetti natalizi. Nella canzone appunto Guaglione, quella di Nicola Salerno e Renato Carosone, non te pittà, non te lisciasti mustacciel. E quando uno comincia a avere i primi peletti sulla faccia comincia a sentirsi un po' uomo, no? Il ragazzino che diventa in qualche modo adolescente. E in lingua napoletana quando qualcuno non è buono a fa niente, no? Però sta sempre a criticare quello che fanno gli altri, si usa dire ma si non tiene pile in faccia, ma perché sfruguli o barbiere?